Mogliano sogna il tricolore e intanto il comune espone i colori della sua squadra di rugby. Sabato pomeriggio i trevigiani della Palla Ovale per la prima volta si giocheranno il campionato nella finale scudetto contro il Prato. C'è molta attesa anche perché è una finale a tratti inaspettata, però insomma ci siamo arrivati, siamo stati bravi e adesso andiamo a giocarci alla pari contro Prato che sicuramente gioca in casa, è favorito, però insomma ce ne andiamo a giocare dall'inizio. È una finale con tutto il suo fascino, la tensione e via dicendo. Dobbiamo cercare di fare tutte le cose che abbiamo fatto in tutte le altre partite, nelle 24 partite precedenti. Siamo un po' combattuti tra una grande ansia e la tranquillità di aver raggiunto un obiettivo comunque per noi storico. L'attesa è grandissima, sono almeno 2000 i moglianesi che seguiranno i ragazzi fino a Prato. Li ringrazio anche anticipatamente del sostegno che ci stanno dando, insomma. Nel tempo è andato crescendo l'attaccamento alla nostra squadra, l'abbiamo visto anche a Viadana dove abbiamo praticamente riempito una tribuna e questo ci riempie di soddisfazione. Vediamo di esserci numerosi a Prato oppure guardiamolo in televisione, riuniamoci nelle piazze, nelle case, ma non manchiamo di far sentire il nostro supporto a questa grande squadra. I 23 convocati vanno a Prato per vincere, ma dopo 31 partite, comunque vada a finire, Mogliano avrà superato ogni possibile previsione grazie all'entusiasmante cavalcata del girone di ritorno che ha condotto i Cavalieri alla loro prima finale scudetto. E la cosa fondamentale di sabato, come ci spiega il coach, sarà uscire dal campo senza rimpianti. L'importante è venire fuori dal campo e aver dato il 110%, quello è quello che ho chiesto, che chiedo sempre ai miei giocatori.